È aggiustato dal carrozziere, il danno risulta poco visibile, ma è molto preoccupato il sindaco di Solesino, Alvi Bentani, che domenica mattina si è ritrovato l'auto parcheggiata sul solito posto in piazza Martiri di Cefalonia, a ridosso del municipio, aperta e vandalizzata. Ha agito dall'alto, l'ha aperta e prima ha cercato qualcosa davanti e poi ha aperto anche la porta sul retro e quella dietro e per vedere se c'era qualcosa. Io mi auguro che sia in realtà proprio un tentativo di furto, però ne dubito visto l'azione proprio mirata e alla ricerca di questo, della mia auto proprio nel mio posto, nel mio stallo auto proprio del municipio, per cui veramente questo mi lascia i brividi addosso. È stato veramente un atto intimidatorio, un atto contro la mia persona che è un fatto molto inquietante. L'azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che mostrano un uomo in scooter con il casco che prima di fermarsi fa un giro piuttosto largo per poi prendersela con l'auto del sindaco Bentani. Non il primo atto intimidatorio nei suoi confronti. Nel 2018, a pochi mesi dalla sua elezione, era stata intercettata una lettera intimidatoria con all'interno un proiettile destinata proprio al sindaco di Solesino. Alvi Bentani si è già rivolto ai carabinieri e ha sporto denuncia, ma non ha alcuna intenzione di farsi fermare. Non mi ha per nulla intimidito, ma io continuerò con la massima determinazione ad operare per il bene del mio paese e a realizzare cose importanti.